Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera a te, cara Natalia, buon lunedì e buona settimana. Questi erano Bini e Martini Remix Disco Down, anno di grazia 2000, signore e signori. Quanti era? Sì, più o meno, sì, 50 chili fa, ebbene sì, era un gran pezzo che riempiva la pista, faceva fino e non impegnava. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa e Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1139 di oggi, lunedì 23 di febbraio dell'anno del Signore 2026. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buonasera. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molta altra bella roba ancora. Quindi radiolibertà.net is the place to be. 0292947222 il telefono, ma sì, apriamolo dai che è lunedì, abbiamo tempo. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia, si diamo subito un'occhiatina alle agenzie, l'ANSA, il forum dell'ANSA, Nordio, se vince il no, l'ala estrema della magistratura ipoteca la politica. Il guardasigilli, abbiamo esagerato tutti nei toni, d'ora in poi parliamo di contenuti del referendum, perfetta e rispettosa sintonia con Mattarella. Il ministro ha ricordato Tangentopoli, mi diedero della toga rossa. Sanremo 2026, ecco, e figurati se non tiravano fuori questa fregnaccia. Conti, Meloniano, sono libero. La Premier, se vuole venire all'Ariston, compra il biglietto. Ma va. Rogoredo, fermato l'agente accusato di omicidio volontario del pusher, il PM può uccidere ancora.
La Sicilia, Mattarella anniscemi, applausi dei cittadini, non si dimentichi di noi. Il caso Londra, il caso Andrea scuote il trono, William sono turbato. L'ammissione alla premiazione dei BAFTA con Kate, l'annuncio, l'Italia candida Martina alla guida della FAO, Tajani e Lollobrigida, crediamo che abbia ben rappresentato l'Italia, il PD, scelta di grande valore. A Sanremo poi un murale dedicato a Conti, Pausini, nonché i co-conduttori, e poi per finire sapete che ieri si sono chiusi i giochi, si è spento il braciere olimpico, Coventry, grazie Italia, siete stati magici e vorrei ben vedere. Nel frattempo andiamo a vedere la BBC in diretta, in questo momento a New York è quasi impossibile viaggiare, questo perché ci sono 22 pollici di neve, cioè stiamo parlando di più di quasi 70 centimetri di neve che sono caduti sulla costa orientale degli Stati Uniti d'America. Lungo l'America centinaia di migliaia di case e di abitazioni sono senza corrente elettrica, mentre invece la città di New York proibisce gli spostamenti non essenziali. Questo perché questa tempesta d'inverno ha coperto parte del nord-est degli Stati Uniti con la neve, quindi come vedete la situazione non è assolutamente facile. A proposito di quel porcone di Andrea, l'Australia dichiara di essere a favore della rimozione di Andrea dalla linea di successione al trono. Andrea Mountbatten Windsor in questo momento resta ottavo alla successione al trono, malgrado gli siano stati tolti tutti i titoli. Quindi, siccome sapete, il re d'Inghilterra, in quanto tale, ha la corona di tutta una serie di dominions britannici, il re del Canada, il re dell'Australia e così via, e manzonianamente, eccetera, eccetera, per togliere questo maiale di Andrea, nonché spione molto probabilmente, che passava, pare, dossier riservati a quel porco pedofilo di Epstein. Bene, per rimuoverlo dalla linea di successione ci vuole un atto che deve essere approvato da tutti i reami del Commonwealth. L'Australia si è già messa in testa a quelli che dicono va bene, cancelliamolo proprio dalla parentela, leviamolo dal piatto, che così almeno la monarchia può tentare di salvarsi, può tentare di salvarsi. Non sarà una cosa facile per quanto mi riguarda. Nel frattempo, alle 18:18, implacabile come sempre, arriva a quest'ora lui, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi con il diritto e rovescio. Vai pure Natalia. Le Olimpiadi della neve Milano-Cortina erano un evento complesso anche perché le gare si sono svolte contemporaneamente in varie località dell'Italia settentrionale, spesso lontane fra di loro centinaia di chilometri. Le Olimpiadi quindi si sono svolte su un territorio molto vasto dove hanno disseminato grandi attrezzature che potranno essere facilmente utilizzate per scopi civili dopo la fine dei giochi. Vanno messe nel conto di queste iniziative, di questi investimenti, nuovi tratti autostradali, allargamenti di quelli esistenti o nuovi segmenti ferroviari, nonché una viabilità minore innovata, oltre che al potenziamento degli impianti di risalita. Ma il meglio è stato utilizzato a Milano, dove i locali utilizzati per ospitare gli atleti saranno trasformati fin dal prossimo anno accademico in un enorme studentato con ben 1.600 posti letto disponibili. E l'Arena Santa Giulia di Milano, dove si è giocato soprattutto l'hockey su ghiaccio, si trasformerà anche qui subito in una modernissima sala concerti per 16.000 posti e con un'acustica impeccabile. Un altro must questo per la città di Milano, in un'area Rogoredo dove si ferma l'alta velocità ferroviaria e che quindi è collegata molto rapidamente a tutto il resto dell'Italia. Come non essere d'accordo con Pierluigi Magnaschi? Ora pensate invece a quando Virginia Raggi telefonò a Di Battista, che era dal suo
dal suo meccanico a riparare lo scooter e gli disse: senti la gente se è a favore o contro le Olimpiadi a Roma nel 2024. E lui riunì il meccanico, il fruttarolo, un altro paio di pensionati ingrugnati e qualche altro personaggio di passaggio, che sentenziarono duramente che no, non bisognasse fare le Olimpiadi a Roma. Guarda caso, le Olimpiadi si sono fatte a Milano Cortina, sono state un grande successo, sono state un biglietto da visita di tutto rispetto per gli italiani e per l'Italia agli occhi del mondo, perché queste cose portano anche prestigio, oltre che ricadute economiche. E guarda caso, stamattina leggete sui giornali Gualtieri che dice: beh sì, però allora magari per il 2040 le Olimpiadi a Roma, sì, sarebbe bello riprendere i fasti di Roma 60. Vabbè, io non aggiungo altro, valutate voi chi ha avuto ristrettezze di visione e chi no. Ma adesso è giunto il momento in cui Parlamento, l'onorevole Simona Bordonali che interviene sull'autonomia. Vai pure Natalia. Qui Parlamento. Annuncio fin da subito il voto favorevole del gruppo Lega alla fiducia al governo per l'approvazione del decreto cosiddetto milleproroghe. Le motivazioni sono numerose, perché numerosi sono gli articoli che vanno a migliorare norme già presenti e già votate dal governo e dal Parlamento. Ma mi voglio soffermare su 3 temi che stanno particolarmente a cuore alla Lega. Inizierei dall'articolo numero 1 che riguarda l'autonomia differenziata. Ecco, Presidente, tramite lei vorrei rispondere anche al collega Penza che era intervenuto in discussione generale sostenendo ancora una volta quella ricostruzione secondo la quale noi vogliamo dividere il Paese attraverso l'autonomia differenziata. Prima di tutto vorrei ricordare al collega Penza, tramite lei Presidente, che non è la Lega, non è andare contro la Lega, andare contro l'autonomia differenziata, ma è andare contro la Costituzione, visto che è prevista dalla Costituzione, e andare contro 5,5 milioni di cittadini lombardi e veneti che nel 2017 hanno votato al referendum per l'autonomia e andare contro 10 regioni che hanno iniziato il percorso dell'autonomia, regioni che rappresentano circa l'80% della cittadinanza. E in più voglio ricordare al collega Penza che di fatto oggi l'Italia è divisa, oggi l'Italia va a 2 velocità e questo non è corretto nei confronti di numerosi cittadini che non ricevono gli stessi servizi e non hanno gli stessi diritti di altri. È per questo che per noi è fondamentale avere l'autonomia differenziata che prevede per la prima volta che vengano utilizzati i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, cioè quegli standard minimi che vengono garantiti a tutti i cittadini. Ecco, cari colleghi, oggi quei livelli minimi non ci sono per tutti i cittadini italiani. Grazie all'autonomia verranno finalmente inseriti ed è questo il vantaggio, è questa la vera unità. La differenza sul territorio c'è oggi, ci sarà l'unità, ma soprattutto l'unità dei diritti di tutti i cittadini. E noi con questo provvedimento diamo tempo alla cabina di regia per la definizione dei LEP di procedere i propri lavori per tutto il 2026. Altro tema che ci sta particolarmente a cuore riguarda le forze dell'ordine e siccome nell'ultimo periodo improvvisamente la sinistra si è resa conto che ci sono problemi di sicurezza, che ci sono problemi di immigrazione sul nostro territorio, però continua con una serie, concedetemelo, di bugie, ma sappiamo che tante volte quando le bugie vengono ripetute più volte si rischia che diventino delle verità. Ecco, quindi diciamo come stanno realmente le cose, perché il problema legato alla sicurezza è che la sinistra ci dice voi non avete investito sulle forze dell'ordine,
vogliamo ricordare i numeri, perché dopo il blocco delle assunzioni voluto dalla sinistra e quindi il blocco del turnover, coloro che non potevano più rimpiazzare coloro che andavano in pensione, ecco, finalmente con questo governo nell'ultimo triennio abbiamo assunto 39.000 operatori nuovi e 30.000 nuovi ingressi sono programmati nel 2027 per fronteggiare il numero dei pensionamenti. Noto, ma sottovalutato da chi ci ha preceduto, che invece aveva appunto tagliato il turnover e assunto meno operatori delle forze dell'ordine. Poi ci dite, ennesima bugia, non riconoscete non riconoscete quello che fanno le forze dell'ordine, non le valorizzate. Ecco, voglio ricordare, cari colleghi, che è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro del comparto per il 2022, 2023, 2024 con 1 miliardo di euro, ma l'abbiamo rinnovato, iscritto già a bilancio con le risorse per l'ulteriore suo rinnovo nel prossimo triennio, mai successo, già previste le risorse per il prossimo triennio. E quindi smentiamo anche quello che dite, perché siamo intervenuti anche per quanto riguarda l'ambito previdenziale. Con questo decreto diamo un'ulteriore vicinanza al comparto, prevedendo la proroga per quanto riguarda le assunzioni. Ma c'è un altro tema sul quale è stato detto tanto e voglio rintervenire. Ecco, la sinistra adesso si rende conto che c'è un problema sicurezza e comincia forse ad ammettere che il problema sicurezza è legato al problema dell'immigrazione clandestina, anche perché lo certificano i dati, è difficile dire il contrario. Gli stranieri sono responsabili del 35% dei reati, con picchi più alti in alcune città e soprattutto con picchi più alti riguardo a determinati delitti, i più deprecabili come la violenza sessuale, a fronte del 9% della loro presenza. Però forse la sinistra non si ricorda cosa accade nella 17ª legislatura, quando il governo organizzò quelle varie operazioni navali, ve le ricordate? Che favorirono l'arrivo in Italia di oltre 650.000 clandestini. Ecco, in quel periodo, cari colleghi, forse ve lo siete dimenticato, ma vi invito ad andare a vedere i dati del Viminale. I reati commessi erano superiori del 18%, gli omicidi più alti del 33%, gli migranti sbarcati erano il triplo e 3 volte era il numero di coloro che moriva in mare. Forse questi dati dovreste rivedervi. Poi vi fu la flessione con il ministro Salvini, con il quale vennero quasi azzerati gli sbarchi, e poi pian piano con il governo che vedeva il ministro Lamorgese aumentarono, perché vennero smantellati i decreti sicurezza e immigrazione, però abbiamo riportato nuovamente, ed i dati che abbiamo pubblicati dal Viminale dello scorso 10 febbraio lo certificano, la diminuzione degli arrivi. Diminuzione degli arrivi e aumento dei rimpatri che è possibile solo grazie alla presenza dei centri per il rimpatrio, i famosi CPR, per i quali la sinistra in ogni occasione tenta di smantellare con interventi ed emendamenti. Ma non solo la sinistra parlamentare tenta di smantellare, perché guarda caso negli ultimi giorni sono emerse delle vicende abbastanza inquietanti che sembrano avere un filo conduttore, ovvero fare le barricate per chiudere i CPR. Il primo episodio fa riferimento ai 2 PM che hanno condannato ad 1 anno di reclusione la direttrice del CPR di Torino, perché non evitò il suicidio di un giovane guineano e riconoscendo i familiari quindi oltre 420.000 euro. Al di là del risarcimento, al di là del giovane per il quale ovviamente a tutti dispiace, però vi chiedo, cari colleghi, ma chi si prenderà il compito di guidare queste strutture se si può rischiare di finire imputato? Questo è un problema. E il secondo episodio, del quale si è parlato anche poco ultimamente, riguarda le indagini in corso a Ravenna, che stanno portando a galla una prassi consolidata che vedrebbe medici emettere falsi certificati per impedire il trasferimento degli stranieri irregolari nei CPR per il successivo rimpatrio.
C'è poco da stupirci, cari colleghi, se pensiamo ad esempio che la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni da anni esorta i medici a dare un parere negativo sull'idoneità degli stranieri al trasferimento nei centri di permanenza per il rimpatrio prima dell'espulsione. E così si scopre che un senegalese irregolare di 25 anni che era stato fermato dopo aver molestato 7 donne nelle vicinanze della stazione di Ravenna è stato poi salvato dal rimpatrio grazie a un certificato medico che lo ha dichiarato inidoneo alla permanenza in un CPR. Oppure un gambiano, anche lui irregolare, che aveva distrutto la pensilina di un bus urbano ma che aveva avuto il salvacondotto medico. Eppure l'omicida della 19enne Aurora Livoli fu salvato dal rimpatrio proprio grazie a delle certificazioni mediche. Anche al momento questo episodio non è riconducibile all'indagine in corso a Ravenna, però riguarda anche questo. Ecco, i centri per il rimpatrio servono per rimpatriare chi non ha diritto di restare nel nostro paese, chi ha commesso reati, chi è pericoloso. Ma abbiamo visto, Presidente, che oltre ai colleghi di quest'Aula nella sinistra che cercano di bloccarli, un aiutino arriva anche da fuori. Per tutti questi motivi, Presidente, perché noi continueremo anche in questo decreto ad accelerare la realizzazione di nuovi centri di permanenza, voteremo sì a questo provvedimento. La ringrazio. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
explain just what was happening to me. Just one touch of you and I'm aflame. Baby, it's amazing just how wonderful it is. The things we like to do are just the same. Everyone's a winner, baby, that's true. That's the truth. Making love to you is such a thrill. Everyone's a winner, baby, that's no lie. That's no lie. You never fail to satisfy. Grazie Natalia, l'anno era il 1978, questi erano gli Hot Chocolate, Everyone's a Winner, ognuno di noi è un vincitore, le 18:36 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. C'è qui un messaggio un po' ambiguo perché non sappiamo a che cosa si riferisca. Basterebbe far ascoltare quest'audio in TV per informare veramente i cittadini di quello che fa il governo, la Lega, piuttosto che le tante vergognose bugie e stupidate che ci dicono. Perché non si riesce a far passare nei TG queste narrazioni eppure sta governando il centrodestra? Non ho capito se ti riferisci alle considerazioni di Pierluigi Magnaschi nel Diritto e Rovescio o al Qui Parlamento. Per quanto riguarda Magnaschi è a capo di un giornale che è nella serie A del giornalismo, che è appunto Italia Oggi, con cui io ho il privilegio di collaborare, esattamente come questa radio, quindi mi pare che messaggi ne facciamo passare quanti ne vogliamo, siamo una radio nazionale, siamo serie A pure noi, se permettete, e mi pare che messaggi ne facciamo passare quanti ne vogliamo. Se ti riferisci alla Bordonali, chi se ne frega dei TG, voglio dire. Le persone intelligenti, come vedi, ascoltano la radio e la ascolta la metà degli italiani, quindi la radio è, vedete, la radio è l'unico posto dove abbiamo ancora la possibilità di stare comodamente seduti e discutere delle cose. La televisione non permette queste cose. Scusate, ma voi riuscite a capire qualcosa nei talk show? A parte il fatto che ormai la prima serata non esiste più, ci avete fatto caso? La prima serata un tempo cominciava alle 20:50, quando finiva Carosello. Finito Carosello, o meglio, alle 20:50 c'era Carosello, alle 21 finiva Carosello, i bambini andavano a letto, cominciava la prima serata, un programma che durava un'ora. Se voi andate a vedere le registrazioni del Rischia Tutto di Mike Bongiorno, durano un'ora e basta. Finita quella roba lì, c'era qualcos'altro, il telegiornale della notte, per mezzanotte si chiudeva, c'era l'antennone che andava in retromarcia, la Rai faceva fine delle trasmissioni con quella musica abbastanza inquietante, L'aria del pianeta Saturno si chiama, di Roberto Lupi, e gli italiani se ne andavano a dormire. Qualche volta qualcuno tentava un colpo di stato proprio mentre andava l'antennone che andava a marcia indietro, e allora sparavano al televisore, come nel film Vogliamo i colonnelli di Ugo Tognazzi e Mario Monicelli del 73. Scherzi a parte, di notte c'era solo la radio e c'era, qualcuno di voi lo ricorderà, io l'ho molto amato e mi è dispiaciuto tanto quando ha chiuso i battenti nel 2002, il notturno italiano, perché a mezzanotte partiva dalla Torre Branca e da Milano Siziano nelle onde medie, kilohertz 900, qualcuno di voi lo ricorda ancora, partiva l'inno nazionale, poi dava 3 strattoni, un momento di silenzio e poi cominciava la sigla del GR della mezzanotte. Finito quello partiva il notturno italiano e con quello io studiavo fino alle 3, alle 4 del mattino. Altro mondo completamente perduto che non esiste più. Però, torno a ripetere, voi riuscite ormai a guardare un programma in prima serata ora che la prima serata comincia quasi alle 22? Punto di domanda. Secondo,
Riuscite a capire qualcosa quando si fanno le 11:30, mezzanotte e mezza e domani dovete andare a lavorare, dal gallinaio di gente che si grida addosso qualsiasi cosa e generalmente sono solo o insulti o accuse. Ecco, allora, la radio per fortuna, siccome il principio è che parla uno alla volta, per fortuna la radio vi permette quantomeno di farvi la vostra idea. Poi c'è chi sarà d'accordo, chi no, ma grazie a Dio noi continuiamo ancora a fare la radio come ci piace. Posso dirlo, con il vero spirito delle radio libere degli anni '70. Perché qui siamo liberi di mettere tutta la musica che vogliamo, siamo liberi di invitare la gente che ci pare, siamo liberi di parlare del cacchio che ci pare. Per cui, come vedete, siamo ancora effettivamente come le grandi radio degli anni '70 che hanno cambiato lo scenario sociale e politico di questo paese. Poi sapete, c'è sempre il fenomeno che arriva e dice: ah, vabbè, la radio della Lega. E se tu sei imbecille io non ci posso fare niente. Sì, la Bordonali, io la TV non l'ascolto più, sono passata H24 su Radio Libertà. Beh, amica mia, e allora qua ormai è una storia d'amore vera e propria con questa radio. Complimenti. Allora, visto che ci piace parlare del cavolo che pare a noi, vi do un paio di notizie. La prima è che è stato arrestato Lord Mandelson, Peter Mandelson. Chi è questo signore? Questo signore, e quindi probabilmente vedrete che il governo Starmer cadrà a breve in Inghilterra. Questa è un'altra delle vittime eccellenti di Epstein, perché Starmer l'aveva nominato ambasciatore a Washington nel 2024, dopodiché è emerso che lui in passato aveva una lunga consuetudine con Epstein e gli passava documenti riservati, per cui il Lord Mandelson ha perso il suo peerage, cioè il suo titolo nobiliare, e oggi pomeriggio la polizia se l'è bevuto, quindi vedremo che cosa succederà. L'accusa è misconduct, lo possiamo tradurre come malagestione di affari pubblici, ecco, appunto le carte che ha passato o che avrebbe passato a Epstein. Questo come aggiornamento, per cui vedete che cominciano a rotolare già le prime teste. Dopo Andrea Mandelson, io credo che cadrà anche Starmer, che sarà costretto a dimettersi in virtù di questo scandalo. Vedrete chi viene dopo di lui. Dopo di lui c'è questa deputata Angela Rayner, si chiama Angela Rayner, classe 1980, questa rossa molto vistosa che, diciamo così, ex sindacalista, che fino a qualche tempo fa appunto era pure lei vice primo ministro di Starmer, poi è stata cacciata via anche in virtù di questo scandalo e rischia di diventare lei la capa del partito laburista e rischia di diventare lei la prossima primo ministro britannico nominata da Sua Maestà Carlo III, che Dio la salvi. Va bene, che Dio lo salvi a lui prima di tutto. Va bene, detto ciò, adesso però parliamo di un'altra cosa, parliamo di referendum. Vi va? Referendum. Io stamattina ho fatto una chiacchieratina con Andrea Ostellari, il sottosegretario alla giustizia, il senatore Andrea Ostellari, e abbiamo parlato delle ragioni del sì. È una breve intervista, ma naturalmente commentatela, il telefono è aperto allo 0292947222. Natalia, andiamo pure con questo primo faccia a faccia e sentiamo le ragioni del sì. E allora io stasera ho il piacere di avere con me un gradito ospite, è il senatore Andrea Ostellari, che è, come sapete, sottosegretario alla giustizia. Sottosegretario, però vede, adesso qui si sta facendo ricorso anche alla buonanima del senatore Giuliano Vassalli, si sta cercando il pelo nell'uovo, abbiamo visto pure le interviste false di Falcone e Borsellino citate imprudentemente dal procuratore Gratteri, che peraltro se ne è uscito in maniera indelicata dicendo che chi voterà sì è un mafioso o un massone deviato. A parte il fatto che nessuno dei due porta grembiulini e ordisce colpi di stato in Sud America, perché la citazione, il rimando ovviamente
e ancora una volta alla questione della P2 di Gelli, che nel piano di rinascita nazionale voleva la separazione delle carriere. Ma lo possiamo dire che qui dobbiamo valutare il merito della riforma e non eventuali riferimenti che non servono a niente? Perché qua la paura che viene inculcata nella gente è: se votate sì, sostanzialmente il giudice prenderà ordini direttamente dalla politica e di conseguenza voi finirete in balia delle simpatie di questo e di quello. Lo vogliamo spiegare una volta per tutte che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, come da articolo 104 della Costituzione, non verrà assolutamente toccata? Sappiamo tutti, abbiamo visto anche recentemente, no, l'incontro con il Presidente della Repubblica che è andato al CSM, ha partecipato alla seduta. E domani i 2 Consigli Superiori della Magistratura, che nasceranno, uno per i pubblici ministeri, l'altro per i giudici giudicanti, sarà retto ancora dal Presidente della Repubblica. Saranno retti tutti e 2 dal Presidente della Repubblica. E questo garantisce e stabilisce una cosa chiara. Non c'è del governo a presiedere o controllare, ma l'unico che presiederà e che quindi reggerà i 2 consigli del CSM futuri sarà sempre il Presidente della Repubblica, e questo a garanzia di tutti. Quindi basta leggere il testo. Certo. Diciamo così, sottosegretario, molto spesso si dice vabbè, però a questo punto non andate a votare, oppure si invita a far fallire il referendum, ma questo è un referendum costituzionale, ogni voto conta. Secondo lei la gente andrà a votare o sarà al solito uno di quei referendum nei quali vincerà il sì o il no per una manciata di voti? L'importante è che i cittadini capiscano che questo è l'ultimo treno per poter cambiare la giustizia in Italia, per poter ridare credibilità, per poter fare un passo in avanti. È importantissimo e non è importante farlo per il governo o per la maggioranza attuale che è il governo, ma è importante farlo proprio per il Paese. Ci avviciniamo ad altre realtà liberali dell'Unione Europea e quindi facciamo fare un passo in avanti a tutti. Questo è un messaggio veramente importante e rivolto a tutti coloro che oggi stanno decidendo se andare, se non andare e come votare. Io credo che la cosa importante da fare sia quella di parlare del merito e non passarsi a diciamo a delle polemiche che lasciano il tempo che trovano. Esattamente, non abbassarsi a quello e cercare di spiegare appunto ai nostri cittadini quali sono le ragioni, quali sono i vantaggi e la necessità quindi di non perdere questo treno, perché poi rischierebbe di essere l'ultimo, insomma, in grado di poter incidere sull'intero impianto della magistratura e peraltro con l'intento anche fondamentale, che è quello di portare un equilibrio tra i poteri della nostra democrazia. Ognuno deve fare il proprio, la magistratura faccia la magistratura, il governo faccia il governo, il Parlamento faccia il Parlamento. Quindi questi 3 pilastri fondamentali devono essere autonomi e indipendenti. E finalmente anche con questa riforma, insomma, si metterà anche una chiarezza. Fuori la politica dalla magistratura, via le correnti, che sono quelle che agiscono, che hanno agito, diciamo così, con questo fenomeno degenerativo che vogliamo assolutamente debellare per il bene innanzitutto dei magistrati, soprattutto di quelli giovani che vogliono entrare in questa altissima funzione, determinante poi, ripeto, per i cittadini e per tutti coloro che anche, ad esempio, guardano il nostro paese con interesse, che vogliono rimanere qui a investire e non scappare via. Senta, io chiudo con un'ultima domanda ringraziandole del suo tempo. Ieri Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora, diceva in un'intervista a Libero
guardate che il merito di questo referendum è anche per tutti quei magistrati che non appartengono alle correnti, che non fanno carriera con le correnti e che di conseguenza non toccano palla. Quindi in realtà non è un referendum contro la magistratura, ma a favore della magistratura. Credo si possa dire che lei abbia interpretato, Gaia Tortora abbia interpretato bene il senso di questa riforma. Esattamente quello che dicevo prima. Ci sono la stragrande maggioranza dei magistrati vede con favore questa riforma perché li libera davvero da quel peso delle correnti che alla fine condiziona un po' tutto. Quindi io direi guardiamo con fiducia a questa riforma alla data del 22-23 marzo, andiamo a votare, votiamo per il bene dei magistrati, per il bene dei cittadini. Molto bene, grazie sottosegretario. Grazie a voi. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Mi pare che il sottosegretario Stellari sia stato molto chiaro e direi anche molto preciso. Era in viaggio in automobile, però direi che siano state abbastanza comprensibili le sue parole. Soffermatevi su questo punto che lui, io credo, ha saggiamente sottolineato, cioè questo è l'ultimo treno. Qui noi abbiamo l'irripetibile opportunità, perché state tranquilli che non ci sarà dopo, l'irripetibile opportunità di chiudere una volta per tutte con gli anni 90, con la transizione che è cominciata con Mani Pulite. Oggi c'era su La Verità, mi pare, un'intervista a Sergio Cusani, ve lo ricordate Sergio Cusani, che è stato uno dei pochi condannati, se non l'unico, di Mani Pulite. E che cosa diceva Cusani? Cusani stesso citava le parole di Borrelli, il capo della Procura di Milano. Nel 2011 alla fine disse forse sicuramente non è valsa la pena, probabilmente non è valsa la pena mandare all'aria il vecchio mondo per finire nel mondo in cui ci troviamo adesso. Potremmo qui citare Alessandro Sallusti con Luca Palamara, i 3 volumi che hanno scritto sul sistema, appunto, cioè tutte le amicizie, camariglie, coalizioni di piccole minoranze, perché poi vedete la cosa che fa più incazzare è che io penso a quei ragazzi di 26-28 anni che hanno studiato, si sono fatti il mazzo, hanno fatto il concorso, non hanno dormito la notte e così via. Oggi si ritrovano, dopo aver giurato, dentro un'aula affollata in un tribunale a Locri, a Vibo Valentia, nel profondo sud Italia, e devono confrontarsi con una giustizia che ha bisogno di essere riformata per funzionare più rapidamente, per dare più sicurezza, per dare più affidabilità. Ve l'ho detto, io ve l'ho raccontato un'altra volta questo episodio. C'era questa giovane giudice, io per un breve periodo dopo la laurea ho fatto la pratica forense, non l'ho mai completata, ma mi ricordo un giorno, sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, vi sto parlando di 22-23 anni fa. Questa giovane giudice, che probabilmente era salernitana, napoletana, insomma aveva l'accento campano. E questo anziano signore che aveva più di 80 anni, quindi ormai sarà probabilmente passato a miglior vita. E questo signore era stato guardiano dei beni della GIL. La GIL, per chi l'ha visto, per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera, era la Gioventù Italiana del Littorio, cioè l'organizzazione che si occupava di prendere gli studenti dal liceo in poi per formarli secondo, diciamo così, i dettami del fascismo. Poi c'erano i GUF, i gruppi universitari fascisti, per chi andava all'università. La GIL a Serra San Bruno, quindi provincia di Vibo Valentia, aveva i campi estivi dove facevano le esercitazioni e quindi aveva tutto del materiale, i letti di ferro, come si dice, non le cazzarole, non mi viene il termine in italiano, le pentole, i pentoloni da campo per cucinare e così via. Dopo l'8 settembre del 43, caduto il fascismo, quel materiale era stato sequestrato e questo signore era stato nominato custode dei beni della GIL. Dopo più
di quasi 60 anni, perché siamo nel 2004 più o meno, 2004-2005, questo anziano signore stava facendo causa allo Stato perché erano sorti dei problemi, non gli avevano riconosciuto gli anni di servizio come custode dei beni della GIL. E io ho assistito a questa situazione con questo signore ottantenne, curvo, signore alto tra l'altro, imponente, curvo, che dice così, dando del voi in segno di rispetto all'antica a questa giovane giudice: signor Presidente, se mi fate questo favore di fare in fretta, perché io ormai ho passato l'ottantina e ogni giorno in più è un giorno che, insomma, può darsi che io la prossima volta non mi possa presentare di nuovo qua. E io mi ricordo che lei lo guardò come si poteva guardare un nonno e gli disse: ma voi lo vedete perché io sto qua apposta per questo, per cercare di fare il più presto possibile per darvi della giustizia. Ecco, il mio pensiero quando io sento 22-23 marzo, vota sì, vota no, poi francamente ha parlato chiunque di questo, come si dice, di questo referendum, chiunque, meno che le persone più capaci e preparate, meno che i giuristi, o meglio, i giuristi parlano, Nordio parla, Zanon, ex presidente della Corte Costituzionale, parla e così via, però il parere di questi gentiluomini, che non sono passanti, sono signori che sono vissuti una vita a contatto col diritto e hanno dovuto dare giustizia e così via e fare questo lavoro, non contano niente rispetto all'opinione di PIF, che ha la maturità classica. Con tutto il rispetto, ce l'ho pure io la maturità classica, ma non credo in titoli a discutere di diritto, come Giovanni Storti, come il Nobel Parisi, che francamente ha fatto una battuta veramente da scuola media più che da premio Nobel. Cioè, voi vi rendete conto che paese siamo? Vi rendete conto che se sta suscitando tutta questa battaglia mediatica, probabilmente questa è la scelta giusta, votare sì. Voglio chiudere, perché sono quasi le 18:57, con l'ANSA e chiudo con il ministro Nordio, che parlando al forum dell'ANSA ha detto: sono sicuro che vinceremo. Con un sì le cose cambierebbero in meglio con la magistratura, ma se dovesse vincere il no, sarebbe una vittoria dell'ala estrema della magistratura che ipotecherebbe la politica, ha affermato Nordio. Se dovesse vincere il no, temo che politicizzandosi il referendum anche attraverso l'intervento molto forte della magistratura, e come temo continui a fare, la politica in generale sarebbe sconfitta. La magistratura, forte di una vittoria alla quale ha conferito un forte significato politico, si sentirebbe nella facoltà di continuare l'ipoteca sulla politica. Nordio ha auspicato dunque che il confronto avvenga in termini pacati, razionali ed esclusivamente sui contenuti. Qualche tono nei confronti del governo e anche nel mio, ha ribadito, è stato particolarmente antipatico, soprattutto quando arrivava da magistrati. Capito, Gratteri? Quanto all'esito del referendum, il Guardasigilli si è detto arcisicuro che vincerà il sì. E in ogni caso il governo non ha paura di perdere. Il governo non ha bisogno, il Parlamento non ha bisogno di essere rinforzato da una vittoria. Ecco, questo lo diciamo anche a margine, perché quest'oggi è andato, come si dice, Giuseppe Conte è andato ad Arcavacata, all'università a Cosenza, mi pare di capire, vedevo sulla C, ora non so se fosse all'università, comunque era in Calabria, e ha detto che se vincesse il no sarebbe un avviso di sfratto per il governo. Io penso che siamo molto bravi in questo paese a raccontarci le nostre illusioni. Giorgia Meloni non ha reso il referendum un sì o un no su di lei, è un sì o un no se vogliamo chiudere questa transizione che dura dal 92 a oggi. Se la vogliamo fare finita dopo 34 anni di casino, io dico che sia il caso di votare sì. Non ha detto se perdo lascio la politica, come disse Renzi, che poi, come tutti sappiamo, si è ritirato a fare il professore di lettere in Toscana. No? Ah, no, quello è in un altro pianeta. Poi ancora andiamo avanti con Nordio. Il ministro ha affermato che in questo dibattito ognuno ha i suoi testimonial, tutti rispettabili. Nel contenuto vorrei sapere da dove traggono la conclusione che vogliamo limitare l'autonomia della magistratura o sottoporla al potere esecutivo.
Abbiamo elevato il pubblico ministero allo stesso livello del giudice, come indipendenza e autonomia, ha sottolineato il guardasigilli, aggiungendo: per ora nessuno può in buona fede sostenere che da questo testo si possa estrapolare qualcosa del genere. Abbiamo 2 zappe, vediamo un po', dovete fare qualcosa, pensavamo di sentire dei cittadini italiani che sarebbero stati convinti del sì, ma non si fidano di Nordi e la Meloni e siamo rimasti sconvolti. Fate degli incontri per spiegare online, ma anche in sedi, e mettere dei manifesti che illustrano cosa significa votare per il cambiamento e per il sì, scrive Susi. Susi, io non sono il partito, questa è la radio e come vedi stiamo facendo informazione. Quante sono le vittime innocenti che le sentenze hanno rovinato, anni di una vita distrutta, e queste persone per colpa di chi? Lo sappiamo che non pagano mai. Vi ricordo che nell'87 abbiamo votato per la responsabilità civile dei magistrati dopo il caso Tortora, ma vi ricordo anche che quella previsione di quel referendum, che ebbe tra l'altro un'ampia maggioranza, è rimasta senza esito. Quindi a maggior ragione, per cortesia, il 22 e il 23 di marzo si va a votare. Quelli che telefoneranno e diranno io non sono andata a votare per protesta saranno pubblicamente spernacchiati come meritano, perché non hanno assolutamente capito né per che cosa votare, né tantomeno il tema della discussione. Adesso però pausa e poi Juan Manuel Serrat, Cantarés del 1969, tra poco. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Grazie Natalia, alle 19, 4 minuti e 36 secondi, questa canzone Cantares di Juan Manuel Serrat, che vi ricordo riprende una bellissima poesia di Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, camminante, viandante, non c'è la strada, sei tu che la fai col tuo andare, e così è, se ci pensate, per la vita, le decisioni, anche politiche o personali e così via. Bene, sapete che a quest'ora di lunedì chi sta arrivando, ma né più e nemmeno che lei, l'immensa Carla De Bernardi, che anche questa sera ci porterà a spasso sulle orme del Cammino di Santiago. Prima di lasciarvi a lei, però, io voglio darvi un recap delle ultime notizie. Chiudiamo con l'ANSA. Scotland Yard arresta l'ex ambasciatore britannico Peter Mandelson, il principe William preoccupato dal terremoto su Andrea, non sono calmo. Forum dell'ANSA, Nordio, se vince il no, l'ala estrema della magistratura ipoteca la politica. Conti, Meloniano, sono libero, la Premier se vuole venire all'Ariston compra il biglietto. Posso dire una cosa, che palle. Ogni anno io devo sentire le analisi del sangue e della politica di chi conduce Sanremo. Chi se ne frega. Calcio, Serie A in campo Fiorentina-Pisa, 1-0 live. Pronto, chi è là? Buonasera, dottore Antonino. Vittorio carissimo, Vittorio, che tempo fa a Palermo? Tempo, oggi è una primavera, caldo, bellissimo, dico bellissimo, bellissimo. Va bene? Bello. Proprio una prima Dimmi. giornata che ha fatto così, giusto? Io ti volevo Yes. dire che il voto è segreto, ma io voto un per sì quanto una casa, perché non c'è dubbio. Anche un bambino, se avesse il mio figlio piccolo, già lo capirebbe, va bene? Perché non è che c'è niente di stabilire. Se le carriere c'è l'Egitto e il Libano, questi hanno i pubblici ministeri uniti con l'altro, tutti gli altri l'hanno separato, ma non è questo il problema. Il ministro, al di là della pronuncia, e ha parlato la domenica, qualche domenica, 3 domeniche fa, ha parlato con la Tella, quella del Corriere della Sera, che come giornalista è impeccabile, pulita, tranquilla, serena, e ha spiegato nuovamente con parole facili e le domande facili un referendum, giusto? Beh, come si può essere così idiota che la scivolano sul sì e no, vinciamo noi e se vede, giusto? Poi l'ambiente, se non lo vogliono capire, le persone non lo capiscono. Quando io me ne vado in piazza e bandizzo, mi posso piegare i microfoni e vengo dalla piazza e faccio segretario del partito maggioritario di opposizione. C'è dubbio su questo discorso. Se voglio essere eletto, basta fare una grande manifestazione eclatante e poi mi porto nel partito. E sono questo. Io mi ricordo, e ti lascio subito, io mi ricordo perfettamente quando registravo per hobby, così a me mi piace, la tribuna elettorale in bianco e nero a tempo di Pannella, di veri segretari con i baffetti bianchi, a tempo di Fanfare, cose cose. Quando c'è stato il dibattito tra 5, il dibattito tra Berlinguer, quindi siamo a Berlinguer, del Partito Comunista e segretario, con Giorgio Almirante dall'altro lato, giusto? Sì. Quando si sono visti all'ultimo momento nella TV hanno detto: onorevole, mi dispiace, il Partito Comunista con i fascisti non ci parla, non ci danno confidenza. Il signor Almirante ha risposto: di solito comunisti che ingiurano da lontano e fumano da vicino. Non lo posso dimenticare, siamo intorno al 60. Vabbè. Ma ci sono tanti aneddoti di questo discorso. Non hanno che cosa fare, è che le persone come non riescono a capire e ancora fanno no, sì, è il pugno chiuso e non pugno chiuso. Io mi auguro per il bene nostro, è inutile che poi ti posso dire, Antonino, siamo in una radio, potrei farti il nome e cognome che tu conosci perfettamente, di magistrati, va bene? Fino alla fiera ne hanno parlato, riconosco, uno era vicino di casa mia, era un ragazzino, vabbè, tanto per dire, l'altro invece era più grande di me, e queste cose se fossimo insieme e se fossimo a Palermo insieme e andremo a mangiare a Sfera Cavallo qualche cosa, un po' di pesce, ti racconterei questo e l'altro con nome e cognome. Bene, auguri per la trasmissione, sei grande, che ti devo dire più?
complimenti non te ne posso fare. Cioè, 200 c'è euro chi comunque basta. sono sotto il lavandino in bagno, grazie. Io lo so che già ce ne ho parecchi conservati, va bene? Ah, scusami, l'ultima cosa, Sì. hai parlato di Palamara. Io ho i Sì. primi 2 volumi, è uscito un terzo volume. Il sistema colpisce ancora, dovrebbe essere. Va bene, in modo non vanno a pigliare questo e c'è pure l'altro, Occidente contro Occidente. Sì, mi sa di sì, ora non mi ricordo. No, che è pure un fisico importante questo, Occidente contro l'Occidente. Sono tutte statistiche perfette. Va bene, auguri per la trasmissione, speriamo di andare avanti. E andiamo Grazie. avanti, senza problemi. Quello sempre, grazie ancora. Allora, intanto su Instagram si fa vivo un grande amico che insomma è sempre stato un ascoltatore molto attento su Instagram, sull'account X del sottoscritto. Si va a votare e si vota convintamente sì. Ciao da Paolo, ex da Marsala. Caro Paolo, che piacere ritrovarti e sapere che sei ancora qui in cammino insieme con noi. Sì, si va e si vota convintamente sì. Allora, io chiudo con l'Iran, signore e signori, prima di passare la linea alla nostra Carla De Bernardi. Vi comunico che, dice Iran International, un quarto d'ora fa Netanyahu ha convocato una riunione ristretta sulla sicurezza per discutere il tema dell'Iran. Ne partecipano a tale riunione il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e il ministro della Difesa. Quindi è un vertice molto ristretto. Un'altra cosa che vi dico, il petrolio quest'oggi ha toccato la quotazione più alta negli ultimi 6 mesi, questo in attesa che riprendano i colloqui tra Stati Uniti e Iran, e in particolare giovedì ai colloqui che si prevede si terranno a Ginevra ci saranno sia Witkoff che Kushner, quindi l'inviato speciale di Trump per il Medio Oriente e il generissimo di Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'Iran ha anche minacciato il resto del mondo dicendo che in ogni caso tutte le nazioni civili devono impedire un'ulteriore escalation, perché se no gli effetti della loro risposta non saranno confinati a una singola nazione, mentre invece Lapid, che è Yair Lapid, che è il capo dell'opposizione nel Parlamento israeliano, ha detto un'ora fa che lui andrà ovunque, dalla CNN al Parlamento britannico, e gli dirò: lo sapete che sono il capo dell'opposizione, lo sapete che io sono un rivale di Netanyahu, ma l'Iran deve essere attaccato con tutta la forza possibile, perché il governo degli Ayatollah deve essere rovesciato. E ancora 2 ore fa, prima di cominciare questa riunione ristretta, Netanyahu ha detto: viviamo in tempi molto complessi e molto impegnativi, ma ha anche aggiunto che se l'Iran compie forse l'errore più grave di tutta la sua storia e attacca Israele, risponderemo con una forza che loro nemmeno si possono sognare. Con questo, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, io vi ringrazio. Adesso Carla De Bernardi con il suo Contare i passi, e poi ci salutiamo con una canzone del 1982 cantata da Alessandra Mussolini, Tokyo Fantasy. No, non c'è niente di politico, perché è un album d'amore che lei cantò, niente proprio di meno che in giapponese. Ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, questo lunedì la potete vedere, tra l'altro, coi colori del Milan, perché è di rosso vestita con una sciarpa nera. No, è verde. È verde, bene, è la conferma ufficiale che i miei occhi non funzionano più. Signore e signori, in tutta la sua eleganza, Carla De Bernardi. Ben trovata, Carla. Ben trovati anche a voi tutti, buongiorno, una giornata meravigliosa, si vede la luce in fondo all'inverno e siamo qua. Ah, Milano quando è così comincia a diventare bellissima e si prepara all'esplosione. Sabato c'era un cielo di velluto blu, era una cosa pazzesca. Oggi sì, c'è bella luce, ma il cielo è pallidino, ma sabato era color cobalto, era pazzesco.
Sì, 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 il bel cielo di Lombardia di Manzoniana memoria. Non volevo dirlo perché non volevo fare la saccente, però sì, è esattamente quello. Così bello quando è bello così in pace. Esatto. Dolly Sander colpisce ancora. Noi però Eh ce ne beh. andiamo sotto il cielo di Spagna. Dove mi porti oggi? Allora, oggi ti porto prima a Sahagún e poi a Berciano del Real Camino. Dovresti avere l'immagine di un... Ah no, prima volevo dire una cosa, Antonino, Dimmi. posso? Prego. Che non c'è niente, anzi c'entra perché io ho fatto anche quel cammino lì. Hanno, come si dice, da ieri c'è l'ostensione di San Francesco d'Assisi. Sì. Negli 800 anni della morte, lui è morto il 3 ottobre 1226 e adesso per un mese mi sembra, o non so quanto, il suo corpo è visibile nella Basilica di Assisi. Sì. Quando sono andata ero scesa nella cripta e lui era nella sua tomba di pietra, circondato dai suoi 4 compagni, quelli più cari. E nella cripta c'era anche sulle scale salendo la, come si chiama, Cosima, quella che gli aveva portato i mostaccioli sul punto di morte, che era anche lei la sua grande amica, e era chiuso nella sua tomba. Adesso l'hanno tirato fuori, si può andare a vederlo. Io ho fatto il cammino di Assisi, per quello lo dico, nel 2010 mi pare, per cui sono andata dalla Romagna ad Assisi, valicando tutti i Pirenei. Ci ho scritto anche un altro libro che è questo, lo faccio vedere. Sì. Beh, ovviamente si vede speculare. Aspetta, interrompo la condivisione così si vede. No, non è speculare. Carla De Bernardi, tutte le strade portano ad Assisi. Esatto. L'editore è Mursia, quindi a maggior ragione lo potete trovare agevolmente. È un percorso di una decina di giorni, quando avremo finito con Santiago ci trasferiamo ad Assisi, direi. Molto volentieri. E oggi invece partiamo da il percorso di Santiago, del Cammino di Santiago, continua da Sahagún, e adesso guardiamo le foto, ti dico quale far vedere. C'è un ponte e c'è una... Fai vedere il ponte. Ecco il ponte. Ecco, questo si chiama Ponte Canto o Ponte di Pietra ed è a Sahagún. Sahagún è una cittadina molto carina, io non l'ho visitata tanto perché non avevo tempo quel giorno, però c'è un convento benedettino dove è sepolto il re Alfonso VI con tante sue mogli, perché è uno che ha avuto molte mogli. Ci sono delle chiese molto belle, poi c'è questo Ponte Canto, Ponte di Pietra, che è bellissimo. Cammino a ponti stupendi. Adesso non mi ricordo qual era il fiume, ma non è importante. E quando sono arrivata a Sahagún, o poco prima o poco dopo, non mi ricordo, forse subito dopo, a un certo punto ho visto una freccina gialla che diceva che il cammino proseguiva di lì e io ho detto strano, sono sulla mesetta, sai, dovresti avere una foto della mesetta, sì, la prima eccola qui. La mesetta è fatta così, è una distesa di altipiani, nelle vallette ci sono i paesini, te l'ho detto, ma tu quando cammini sull'altipiano i paesini non li vedi, perché li vedi solo quando arrivi in fondo all'altipiano, a quel tratto di altipiano, e all'improvviso, puff, salta fuori un campanile, allora capisci che sei arrivato in un paese. Poi scendi nel paese, se hai voglia, mangi, bevi, dormi, fai quello che devi vedere, il giorno dopo risali sulla mesetta e fai un altro pezzo, e sono circa 200 km, 180, e corre parallela a una statale che è la 120, e quindi continui a vedere le macchine che passano in lontananza e ti complimenti con te stesso per essere sullo sterrato. Però la mesetta è faticosa, lo vedi, non c'è un albero, non c'è riparo, quindi molti la saltano, sbagliando, perché come dicevamo l'altra volta è un momento di grande interiorità, quindi io consiglio a tutti di farla. A un certo punto vedo sta freccetta e dico, ma perché il cammino mi manda di lì che devo andare dritto? E dico, vabbè, seguiamo il consiglio del cammino, e bisogna sempre farla questa cosa qua. Prendo la freccetta, vado dentro di lì e mi trovo a una chiesetta che tu dovresti avere, ecco, la Virgen de la Puente, eccola qua. Quando mi sono vista davanti questa chiesetta ho capito perché il cammino aveva deciso che la dovevo andare a vedere, perché vedi è meravigliosa, con queste due colonne, statue di ingresso, con la porticina sulla sinistra, e poi quel giorno lì c'era un battesimo. E quindi sono andata e ho visto che stavano battezzando un bambino, quindi ho ringraziato il cammino che mi ha consigliato di andare a vedere la Virgen de la Puente. Dopodiché ho proseguito per la strada a Sahagún,
per Bersianos del Real Camino, e lì abbiamo in alto, bravissimo, questa era la casa del cura, cioè del prete, e che è stata adibita a ostello per i pellegrini. Però. Vedi, anche è piuttosto isolata, non è un posto in mezzo alle case, anche se vicino c'è un villaggio. C'è un villaggio, volevo farvi vedere che la sera appunto si stava lì, vedi c'è chi legge, si aspetta la cena, e poi ci sono due camerate, una con i letti di legno e una con i letti di ferro. E poi ci sono anche 4 camerette singole dove ricoveravamo quelli che arrivavano con le cincias, cioè con le cimici. Quando uno arrivava con le cimici, perché in quel periodo c'erano un sacco di cimici, mi sembra di averlo già raccontato, io li buttavo, li facevo dormire nella cameretta singola, li lavavo, li pulivo. Quando uno arriva con le cimici lo devi pulire da capo a piedi, lui, lo zaino, i vestiti, devi lavare tutto, disinfettare il letto, e poi il giorno dopo devi disinfettare anche tutti gli altri letti, perché le cincias avrebbero potuto infilarsi. E questo lo dico perché dopo aver fatto a Bersianos la sosta quella sera lì, mi sono talmente innamorata del posto che poi l'anno dopo sono tornata a fare l'ospitalera, cioè però. a gestire io quell'ostello. L'ospitalero de Santiago, ne ho già parlato, sono quelli a donativo, no? Sì. Quindi offri una cifra, non paghi una tariffa, e lo fai per 15 giorni, perché più di 15 giorni muori. Io poi avevo una persona che mi aiutava, che era ospitaliera come me, canadese, Judith, che ancora la sento su Facebook, ma Judith era molto più anziana di me all'epoca, adesso io ho l'età che lei aveva allora, e era piuttosto grossa, anche se non voglio fare body shaming, quindi pesante, e faceva fatica a fare tutto. Per cui ogni tanto si metteva a piangere, mi toccava anche consolare Judith. Al mattino alle 6 io mi alzavo per preparare la colazione per tutti. Ecco, questa è l'immagine della cucina di Bersianos. Sì. Questi sono gli ospitaleri fotografati da me, quindi io non ci sono anch'io, no, non ci sono. No, tu sei dietro l'obiettivo, ovviamente, come tuo solito. Questo è il gruppetto che alle 6 di sera scendeva in cucina e con me preparava la cena, preparava la tavola, preparava per gli altri pellegrini, una quarantina a Bersianos. Scusa, vedo dei capienti boccali di vino. Che avevate? Come noi in collegio la commissione sangria, facevate la sangria? Sì, facevamo la sangria e poi bevevamo. La spesa l'andavo a fare io col cura, proprio col parroco, perché il parroco non abitava più lì. Anzi, povero parroco, aveva 6 parrocchie della zona, doveva correre da una parrocchia all'altra, e la spesa la facevo col cura e sempre compravo il vino. E non era il vino Bordeaux di Buen Camino del film di Zalone, ti ricordi la scena che lui compra un vino squisito francese, carissimo, e per non far capire ai pellegrini e alla figlia che ha speso un botto, li mette nelle caraffe. E c'è solo un pellegrino che quando assaggia il vino dice: non mi prendere in giro, questo non è il vino del contadino, perché lui prende uno chef stellato, lo traveste da contadino, lo porta nel rifugio, nell'ostello, lo chef cucina per tutti e nelle caraffe c'è questo vino buonissimo francese. E c'è solo un pellegrino che se ne accorge, gli altri mangiano come se stessero mangiando e bevendo la solita roba dei pellegrini. Peraltro si mangia e si beve benissimo sul cammino, non è certo un fatto di mangiare o bere, però bevi un vino de mesa vuol dire vino da tavola, certo non bevi delle etichette. Comunque tutte le sere, quando io facevo l'ospitalera, alle 6 cominciavano, io devo prima fare la spesa col cura, non tutti i giorni, poi ci mettevamo in cucina, arrivavano e mentre preparavamo bevevamo e facevamo l'aperitivo, ovviamente. Poi si apparecchiava, c'era una grande, come si chiama, tavolata con piatti bianchi, ieri da osteria, e si mangiava tutti assieme. Io facevo da mangiare con questi qui, vedi, questa era la cucina, non era una cucina particolarmente grande. Però c'è la lavastoviglie almeno. Sì, c'era la lavastoviglie, però io facevo da mangiare per 40 persone, quindi siccome sono italiana, anzi sono italiana, lo ero anche allora, volevano tutti gli spaghetti, per cui quando arrivavano i pellegrini, scoprivano che era italiana, tutti dicevano stasera spaghetti, perché di solito sul cammino la sera si prende la sopa è la zuppa, no? Sopa di lenticchie con chorizo,
zuppa di legumi perché ti reidrata, no? La zuppa è una cosa molto buona quando hai camminato, però volevano tutti gli spaghetti. E fare Si spaghetti trovano gli spaghetti in mezzo alla meseta? Sì, si trovano, anche di grano duro, non sono spaghetti che scuociono. Ah, Sai, beh. è Spagna, non stiamo parlando di Corea del Sud. Beh, la Spagna dopo tutto è un grande Sud Italia che ce l'ha fatta, e il Sud come dovrebbe essere, quindi. Anche se c'ha grandi problemi, per esempio Sì, c'ha dei sì. problemi di corruzione del governo che te li risparmio. E poi mi sembra che il premier sia un po' arrogante, il premier spagnolo. Un po' tanto, sì. Ecco. Però è molto amato dalla nostra sinistra, proprio forse per la sua arroganza, perché adesso ognuno la pensi come vuole, e per carità non voglio fare valutazioni politiche qui, però io trovo che la sinistra italiana è un tantino arrogante. Diciamo un tantino, va. Anche la destra, ma in modo diverso. La sinistra si sente superiore, ecco, diciamo questo. La famosa questione morale, no? La superiorità, eccetera, Sì. eccetera. Senza questa divagazione continuiamo. Allora lì si preparava spaghetti per 40 persone, quindi spaghetti aglio e olio, spaghetti al pomodoro, e ogni sera io avevo 40 pellegrini diversi, perché la regola sul cammino è che tu non ti puoi fermare più di una sera, a meno che di una notte, a meno che tu non sia malato. È successo che un pellegrino è arrivato con la febbre alta, l'ho messo a letto, gli ho portato la minestra in camera e l'ho tenuto lì 2 giorni. Però normalmente il giorno dopo se ne vanno tutti e partono tutti all'alba, per cui io la colazione la preparavo alle 6 del mattino, scendevo alle 6, Judith dormiva perché lei se veniva giù si metteva a piangere, e io preparavo la colazione con altri pellegrini che scendevano ad aiutarmi anche alle 6. Per esempio c'erano dei francesi simpaticissimi che nel gruppo ci sono e che facevano il pain perdu. Sai cos'è il pain perdu? No, cos'è il pain perdu? Il pain perdu è il pane vecchio del giorno prima o di 2 giorni prima, che viene come si dice? Vabbè, girato nell'uovo e poi nel pangrattato, e poi viene fritto nel burro. Sai che i francesi usano burro anche per lavarsi i denti. E quindi questo pain perdu è un pane che è diventato dolce, pane duro, che invece diventa una specie di cake, no? Buonissimo, fritto. Sai che poi loro fanno anche il croque monsieur e il croque madame con la stessa tecnica, vale a dire di bagnare il pane con l'uovo, poi metterlo nel pangrattato e poi friggerlo. In quel caso fanno dei toast buonissimi. Se uno va a Parigi, il croque monsieur e il croque madame sono uno snack meraviglioso, anzi un pasto, e lui faceva il pain perdu la mattina per quella mattina lì, perché poi se n'è andato, quindi il pain perdu. Poi io però il pain perdu l'ho fatto altre volte perché mi piaceva. E quindi la sera una quarantina di persone, quando non di più. Quando erano di più io avevo 40 letti, quindi quando erano di più mettevamo a terra dei materassini, quelli da palestra. E quindi 40-50 persone ogni sera, spaghetti per 40-50, capisci bene che non era una passeggiata. Però devo dire, vabbè, non li cuocevo tutti nella stessa pentola, mi pare ovvio, no? Lo dividevo in 3 o 4 pentole, avevo 3 o 4 fornelli, e quindi tutte le sere grandi applausi per i miei spaghetti. Qui tu stai facendo vedere una cosa che non è Bersianus, ma era per far vedere, perché ogni tanto qualcuno mi chiede, ma dove mettete gli scarponi? Perché non è che puoi entrare in un posto di 40 e mettersi gli scarponi e tenersi gli scarponi addosso. Poi gli scarponi hanno dentro fango, terra, cincias, e quindi gli scarponi non entrano nell'ostello. Vediamo cos'altro abbiamo qui. Abbiamo altre foto? Sì. Linares. No, questo è un errore, non dobbiamo vederlo qui, perché Linares è subito dopo il passo di Osebreiro, dove non siamo ancora arrivati. E allora niente, non abbiamo altre foto. Rivedremo Linares. Quindi, allora non abbiamo altre foto. No, non abbiamo... sì, dimmi, scusami. Dimmi. No, continua. Fammi pure delle domande, volevo dire una roba però, perché c'è una cosa Dilla. carina. Aspetta, che qua la sera c'era un rito. Allora, aspetta. Intanto, sai che allora, nel mio libro Le strade portano a Assisi racconto
alla fine la mia esperienza come ospitaliera. Sì. Per fare l'ospitaliera devi fare un corso, te l'ho già raccontato, Sì. cioè non è che vai lì e gestisci l'ostello di punto in bianco, devi aver fatto il cammino perché devi capire le tematiche e poi devi aver fatto un corso di psicologia, di ospitalità, di varie cose. Da me sono passati pellegrini giapponesi, neozelandesi, coreani, mi ricordo 2 coreane, 2 sorelle o gemelle coreane o amiche, non mi ricordo, che avevano una voce meravigliosa e intonavano opere liriche. Sai che i coreani sono degli Che straordinari musicisti meraviglia. e degli straordinari cantanti. Questi qui, quella sera lì, perché ti ripeto, è una sera per volta, quindi è la sera che hai le coreane che cantano, la volta che hai il francese che fa il pain perdu, la volta che c'hai un tentativo, non un tentativo, un furto. A Bersiano c'è stato un furto, a un certo punto arriva un pellegrino in bicicletta all'ultimo minuto, chiede se c'è posto, io gli dico di no, ma che si può fermare lo stesso, deposita la bicicletta, entra, mangia con noi, eccetera. La mattina dopo lui non c'è al breakfast e una ragazza americana scende in lacrime perché le avevano rubato il portafoglio nello zaino. Ed era stato questo finto pellegrino, ovviamente, no? Cioè, i finti pellegrini sono appunto questi che girano sul cammino per approfittarsene. Purtroppo ci sono. Poi c'è la leggenda del fantasma del cammino, che è un pellegrino che ogni tanto si vede ma non si incontra mai nei posti. Io a un certo punto mi ero fatta suggestionare, per cui ogni tanto vedevo un pellegrino con un sacchetto della spesa, sì, del supermercato, insomma del mercato, giovane, ogni tanto mi compariva davanti e io dicevo, vabbè, stasera, questo mentre camminavo, lo vedrò all'ostello, lo vedrò al bar, non lo rivedevo mai più e mi compariva sistematicamente a ogni tappa e allora mi ero messa in mente che fosse il fantasma del cammino. Peraltro, te l'ho già detto, alcuni muoiono sul cammino. Prima di Sahagún c'è proprio un monumento a un pellegrino che è morto, perché delle volte vengono investiti dalle macchine, ad alcuni è venuto l'infarto, perché insomma ti può venire l'infarto a casa o in ufficio, ma ti può venire anche sul cammino di Santiago. Beh, quindi certo. Comunque io in 15 giorni ho avuto 419 pellegrini. Se dividiamo 419 per 15, quanto fa? Aspetta un attimo che lo chiediamo alla calcolatrice, che così te lo dico. 419 diviso 15, 27,93 periodico, diciamo quasi 28 al giorno. Ecco, fai conto che alcuni giorni ne avevo 50 e alcuni ne avevo 20, perché è così che funziona il cammino. Poi mi ricordo benissimo un pellegrino che era arrivato da Amsterdam, cioè era arrivato da Amsterdam, quindi per arrivare a Santiago avrebbe fatto in tutto 3.000 chilometri. Vero. No, io ne ho visti arrivare anche da Parigi, arrivare dalla Germania, perché il pellegrinaggio può cominciare anche da casa tua, cioè esci dalla porta di così per andare alla via Francigena, sulla Francigena. Sono uscita dalla porta di casa a Milano e sono partita per la Francigena sotto gli occhi esterrefatti della portinaia che mi ha detto: ma scusi, dove sta andando? Con lo zaino, gli scarponcini, avevo già 50 e passa anni, quindi non ero una bambina. Mi ha guardato esterrefatta e dice: ma dove va vestita così? Dico, Maria si chiamava la portinaia. Ho detto: Maria, vado a Roma a piedi. E mi ha detto: ma lei è matta, cosa sta dicendo? Non ci credeva. Va bene. No, l'altra cosa che volevo raccontare, che questa è carina. Vabbè, un'altra ricetta, l'ho già raccontata la ricetta delle patate alla riojana, quelle che si tagliano con... No, questa no, vai con la ricetta. La ricetta: si prendono le patate alla riojana, non si tagliano a dadini, ma si fanno saltare a tocchetti con un coltellino piccolo. Dopodiché li cuoci col chorizo, che è il salame piccante, li copri di brodo e vengono fuori delle patate cremosissime. Si chiamano proprio patate alla riojana. E vabbè, poi ecco, il cura, che si chiamava Padre Jorge, che era un cura anche molto carino, stile Uccelli di Rovo. Ho capito, va. No, ma il cura aveva avuto da fare, stava da una parrocchia all'altra, ma mi aveva pregato prima di cena, ogni tanto veniva addirittura lui, se poteva, di fare un piccolo, faceva il giro delle parrocchie così, no? Una ogni sera, di fare un piccolo rito. Il rito era quello:
mettersi in una specie in una stanza dove c'era un ritratto proprio di San Francesco, Sì. bianca, non c'era altro. Entravamo tutti in questa stanza, ci tenevamo tutti per mano, ognuno di noi aveva una candelina in mano, una vela si chiama, la vela, e no, non ognuno di noi, c'era una vela che girava di mano in mano, la prendevo io e la passavo alla persona vicina e poi doveva tornare a me, e la persona che riceveva la vela doveva dire perché era sul cammino di Santiago, in 2 parole, non è che doveva raccontare la sua vita. Certo. Quindi uno, sono qui perché sono guarito da una malattia, sono qui perché, che ne so, perché credo, ho fede e sono un pellegrino religioso, ognuno diceva la sua. Ma la cosa carina era che alla fine, quando questa vela, la vela pechegna, la piccola vela, era passata di mano in mano, intanto questa pechegna era la luce del cammino per noi, no? Il cammino ha una sua luce, il cammino illumina ed è illuminato, quindi la vela pechegna era proprio il simbolo della luce. E, c'era una frase di San Francesco che dovevamo sempre dire, che era, aspetta, te lo dico, era... Ecco, no, all'inizio era alle 7 questa cerimonia e poi si andava a cena. E io dicevo così: quando la polvere della strada e della vita si attacca ai nostri scarponi, stella di Compostela, principessa delle stelle, mi dirai tu come raggiungere l'amore? Ovviamente si parla dell'amore, quello della lettera di San Paolo ai Corinti, non si parla dell'amore per la fidanzata o per marito. Stella di Compostela, principessa delle stelle, mi direi tu come raggiungere l'amore. Che Io la meraviglia. trovo. E poi alla fine si diceva un'altra cosa che invece era proprio detta da San Francesco, che era praticamente il senso era non voler tanto essere consolato quanto consolare, amare, essere amato quanto amare. Ed era proprio un insegnamento di San Francesco, cioè di non riportare tutto a se stessi. Non hai bisogno di essere consolato tu, ma devi consolare gli altri. Questo è uno dei grandi messaggi di San Francesco, che tu sai che è stato anche un precursore dell'ambientalismo e del femminismo. Perché è così attuale? A parte che è il nostro patrono, il 4 ottobre. Lui in realtà è morto il 3 ottobre del 26, ma credo che anche allora, se morivi dopo il tramonto, eri Sì, nel considerato... computo delle ore canoniche il calare delle tenebre è l'inizio del nuovo giorno. Ecco, e quindi anche San È lo Carlo stesso Borromeo. anche per San Carlo Borromeo, infatti. Lui morì il 3 all'imbrunire e quindi si festeggia il 4. Te lo stavo dicendo anch'io, perché nella mia storia di Milano ovviamente racconto di San Carlo che morì su un traghetto, su una barca, stava tornando era sul Naviglio, stava tornando da Boffalora a Ticino, era andato a trovare i suoi parrocchiani, perché lui, come anche poi suo cugino Federico, andavano sempre in giro per le loro parrocchie, non stavano fermi a casa, non stavano chiusi in chiesa con i loro paramenti, ma andavano a fare visite pastorali frequentissime. Sì. E San Carlo muore proprio al ritorno da una visita pastorale su questo barchetta, che aveva anche un nome, la barchetta sul Ticino, come si chiamava? Cocane. Draghetto, no? No, c'aveva un nome. Barcone. No, aveva un nome milanese. Aspetta, dammi un secondo che te lo trovo. Vado nella mia storia di Milano. Ecco qua, non a caso apro il libro e si apre proprio su Carlo Borromeo. Dunque, eccolo qua. Eccoti qua, ti racconto come morì. Sai che noi divaghiamo, eravamo a Santiago, adesso siamo sul El Barquet de Boffalora. Sì. Allora, il futuro santo sopravvisse alla peste, sai che sia lui che Federico hanno avuto una peste, no? Quella di San Carlo non è quella del Manzoni, quella del Manzoni è quella di Federico. Sopravvisse alla peste, ma siccome andava a visitare tutti i suoi parrocchiani indefessamente, si indebolì. Di ritorno da una visita, leggo, pastorale al Sacro Monte di Varese, altro posto che consiglio di andare a fare la passeggiata del Sacro Monte, che è un luogo meraviglioso,
tornò febbricitante a casa lungo il Naviglio Grande, imbarcato sul famoso Barquette de Boffalora. Era un servizio di trasporto passeggeri di cui si hanno notizie certe dal 1647, giorno in cui a bordo morì un tedesco, tale Giovanni Motter. L'arcivescovo si fermò a Cassinetta di Lugagnano, dove c'è un ristorante meraviglioso stellato, ve lo consiglio solo se volete spendere un sacco di soldi, ma si mangia veramente bene. Cassinetta di Lugagnano è un posto delizioso sul Naviglio, delizioso. Sì. Si arriva a Milano in, adesso non mi ricordo quanto, ma È qui vicino, da me è qui vicino. Attaccato a Milano. E c'è una villa dei Borromei proprio lì, se non ricordo male. Dei Borromei, no, dei Visconti, scusami, dei Visconti. Allora, si fermò a Cassinetta di Lugagnano e poi proseguì in Lettiga da Cassinetta. La febbre era alta e a soli 46 anni morì, assistito dal suo vicario, il vescovo gallese Owen Lewis, latinizzato in Audenus Ludovisi. Era aspirato alle 20:30, quindi il 4 novembre divenne la sua ricorrenza, quindi lui muore il 3 e viene ricordato il 4 novembre, Francesco muore il 3 ottobre e viene ricordata la sua morte il 4 ottobre. Infatti. Eccoci. E quindi abbiamo parlato anche di Francesco, di Borromeo, eccetera. Cos'altro ti dovevo dire? Ah sì, abbiamo ancora qualche minuto o no? Sì, lo abbiamo ancora. Allora, quindi questa esperienza a Berziano è stata meravigliosa. Io poi ho fatto anche la formatrice per gli ospitaleri, poi ho fatto l'ospitalera a Vercelli, perché gli ostelli a donativo ci sono anche sulla via Francigena, perché a un certo punto noi ospitaleros di Santiago e l'organizzazione che c'è a monte, che è un'organizzazione di volontari non stipendiati, ha cominciato ad espandersi anche sulla via Francigena, quindi sono stati identificati dei luoghi, dei posti, degli ostelli, delle parrocchie dove fare anche lì degli ostelli a donativo, e adesso anche la Francigena è costellata di ostelli a donativo. Uno di questi molto bello, Sant'Eusebio, è a Vercelli e io lì ho fatto l'ospitalera 15 giorni, l'ultima volta mi pare 4-5 anni fa. È un lavoro faticoso l'ospitalero, perché poi tu devi pulire i pavimenti, devi rifare i letti, devi fare la biancheria, devi fare la spesa, devi far da mangiare, devi pulire la cucina, devi fare tutte queste cose qui, lavare per terra, pulire i bagni. I camminanti sono solitamente persone pulite. Difficilmente ho trovato in giro delle schifezze, devo confessare, però devi pulire tutto tutti i giorni, perché sono sempre 20, 30, 40 persone. Quindi è faticosissimo fare l'ospitalero, però è bellissimo, perché incontri un sacco di gente. La gente ha anche bisogno di parlare, quindi devi anche parlare con queste persone, appunto, come dice Francesco, non cercare di essere consolato, ma piuttosto di consolare, di ascoltare. E quindi è un lavoro molto faticoso. Io negli ultimi 3-4 anni, dopo il Covid, non l'ho più fatto, perché non so se ne ho la forza, però mi piacerebbe tornare a fare l'ospitalera. Ci penserò. Niente, questa era un'altra divagazione. No, quello che volevo ancora dire è che il Cammino di Santiago durante la Seconda Guerra Mondiale si fermò e non era così battuto come lo è oggi. Oggi il Cammino di Santiago è veramente... Quando l'ho fatto io erano previste per l'anno giacobeo, cioè l'anno santo, 250.000 persone nel 2010 e secondo me oggi sono anche di più, sono aumentate perché aumentano ogni anno. Quando è che venne rilanciato il Cammino di Santiago? Venne rilanciato dopo la guerra, un cardinale che si chiamava Quiroga Palacio, una roba così, rilancia il Cammino di Santiago per pellegrinaggi spirituali, religiosi. Poi a un certo punto, negli anni 50, arrivò dalla Francia un gruppo di pellegrini a cavallo, erano guidati da un signore di grande stirpe che si chiamava René Frottier, comte della Coste Messelière, penso un po' come si chiamava questo, guidava questo drappello di cavalieri e poi è tornato in Francia e ha fondato l'associazione Amici del Santiago di Compostela francese. Tu sai che dalla Francia arrivano ai Pirenei 4 strade che vanno poi a Santiago, 3 vanno a Roncisvalle e sono il cammino di Le Puy-en-Velay, uno da Reims, uno da Le Puy-en-Velay e uno da Vézelay,
e poi arriva un quarto cammino da Arles, quindi dal sud della Francia, e quello entra nei Pirenei a Lourdes, cioè passi da Lourdes e poi entri nei Pirenei al Somport. Ti ricordi che abbiamo parlato del passo del Sì. Somport? Quindi 4 le strade che vanno a Santiago, e per quello si chiama poi Francigena, la via Francigena, perché la strada comincia a Canterbury, prosegue in Francia, queste 4 strade si staccano per andare a Santiago, poi la strada prosegue e al Gran San Bernardo entra in Italia. Ed in Italia poi dal Gran San Bernardo va a Roma, poi da Roma va a Brindisi, e da Brindisi i pellegrini andavano a Gerusalemme, si imbarcavano per Gerusalemme. Oggi andare a Gerusalemme così non è più possibile, però la via Francigena del Sud, cosiddetta, parte da Roma e va a Brindisi, e anche quella ha delle cose bellissime. Io non l'ho fatta, io sono arrivata solo a Roma, e poi non ho preso la Francigena del Sud, non l'ho fatta, anche perché ha molti tratti di asfalto, non è così bella come la Francigena, quella che tutti chiamiamo Francigena, che parte da Aosta e va a Roma, che ha delle cose bellissime. Per esempio l'attraversamento della Val d'Orcia in Toscana è una cosa veramente meravigliosa, perché quello è un altro territorio molto mistico. La Val d'Orcia senti veramente, cioè entri veramente in contatto con la natura, con l'anima del mondo, no? Quella che i buddisti chiamano l'Atman, cioè tu proprio senti l'anima del mondo, soprattutto se sei solo. Io mi ricordo un tratto di Francigena proprio in Val d'Orcia, che ero sola, non c'era nessuno. E lì mi è successa una cosa strana, sì, te l'avevo già raccontato, che ho incontrato un ragazzino che si chiamava come mio figlio, che non c'era più, perché è morto tanti anni fa, e io mi ricordo che sulla Francigena continuavo a dire questa immensità è talmente grande, talmente intensa, che vorrei tanto che mio figlio mi mandasse un segno. E allora dicevo: Nicola, mandami un segno, non lo so, una volpe, un capriolo, che ne so, dimmi tu, mandami qualcosa che mi faccia capire che ci sei. E non succede niente. Poi arrivo in questo paesino dove era tutto chiuso, perché alle 4 del pomeriggio, scusa, i paeselli toscani, umbri del centro Italia, così come in Spagna, ma anche credo a Milano, le chiese chiudono dopo la messa di mezzogiorno e riaprono alle 4, no? Sì. Domenica era estate, c'era tutto chiuso, non c'era un'anima in giro, non c'era, il bar era chiuso, l'edicola era chiusa, insomma una desolazione, sto paesello dove io speravo di trovare un po' di ristoro. E a un certo punto spunta un ragazzino di 12-13 anni dal nulla e gli chiedo: scusa, sai dove è la fermata del bus? Perché a quel punto mi mancavano 3-4 chilometri. Scusa, emoziono quando parlo di questa cosa, ma non ce la facevo più, per cui ho detto: dai, chi se ne frega, l'ultimo 3 chilometri li faccio in autobus. Allora, chiedo a sto ragazzino dov'è la fermata dell'autobus, lui mi dice: scenda di giù di lì, la trova, e dove lo prendo io per andare a scuola. Dico: ah, fantastico, grazie. Fa per andarsene, e io gli dico: scusa, ma tu come ti chiami? E lui mi risponde: mi chiamo Nicola, ed è il nome di mio figlio. Certo. E quindi devo continuare a chiedergli: dimmi qualcosa, me l'ha fatto dire da questo ragazzino che si chiamava Nicola. Peraltro Nicola non è un nome così frequente in Toscana, no? Perché ci sono nomi più diffusi. E comunque quando ho detto: come ti chiami? Mi ha detto Nicola, mi si è veramente aperto il cuore, perché ho detto: hai visto che il messaggio è arrivato? Ecco. Detto ciò, stavamo dicendo della Francigena e del Cammino Santiago. Il Cammino Santiago è stato appunto rilanciato da questi René Protier come diavolo si chiama, della Côte Messelière, e poi c'è stato il famoso parroco Elias Valigna, che ha fatto la segnaletica. Io credo di averla già raccontata questa cosa, ma la ridico perché magari c'è qualcuno che non ha sentito quella puntata. Sì, anche perché abbiamo ancora 3 minuti. Elias Valigna va ricordato perché lui a un certo punto era un parroco, e cosa fa? Prende un camioncino con dei volontari, delle grandi latte di vernice gialla, e comincia a segnare sugli alberi, sui muri, sui cippi, per terra, tutte le frecce gialle, la fleccia amarillas che va a Santiago, per cui tutto il cammino è segnato da queste frecce gialle che puntano a Santiago. Perché le fece con la vernice gialla?
perché era quella che costava meno e quindi poteva permettersi solo la vernice gialla. Non si poteva fare questo lavoro perché era segnare il territorio e fare una cosa che non era permessa, ma Elias Valigna e i suoi amici l'hanno fatto comunque. Venivano ogni tanto fermati e rincorsi, gli si diceva che non si poteva fare, ma loro l'hanno fatto lo stesso. E quindi sul cammino appunto si trovano queste flechas amarillas di tutte le dimensioni, di tutti i tipi, le trovi per terra, le trovi sugli alberi, le trovi ovunque e ti portano. E ogni tanto, come è successo a me con la Virgen della Peña, ti mandano fuori strada e ti mandano fuori strada proprio perché c'è qualcosa da andare a vedere. Poi tu torni sulla strada principale e hai visto qualcosa che non ti aspettavi. Questo mi è successo anche più avanti, poi lo racconterò in un'altra tappa. E quindi da quando Elias Valigna ha fatto tutta questa segnaletica, il cammino è ripartito alla grande. Poi tu lo sai, nell'82 e nell'89, per la giornata mondiale della gioventù, c'è stata la visita di Giuseppe Paolo II, Giovanni Paolo II. E c'è stato un famoso discorso di Giovanni Paolo, mi sembra nell'89, dalla montagna, dalla collina che c'è poco prima di arrivare a Santiago, e lì si era radunata tutta questa gioventù di tutto il mondo e da lì devo dire che il cammino ha avuto una grande spinta. Molto bene, Carla, allora noi ci ritroviamo tra una settimana e che dire di più, io ti ringrazio del tuo tempo come sempre. No, io ti ringrazio di poter parlare del mio cammino di Santiago perché è stata un'esperienza meravigliosa e io vorrei che qualcuno, ecco, se qualcuno sentendomi partisse per Santiago sarei veramente felice. Pure io, grazie ancora. Grazie Antonino, grazie.